Artline Occhialeria, dal 1994 il vero artigianato italiano, quando il Made in Italy è vero Made in Italy. Un cordiale saluto gentili amici e amiche alla visione all'ascolto. Torna come sempre Friuli TV linea diretta, già collegato l'ospite con noi Carlo Piemonte, direttore cluster Arredo Casa Friuli Venezia Giulia. Dunque faremo come al solito il punto della situazione per quanto riguarda un po' l'ambito territoriale. Dopo le analisi di fine anno andiamo a vedere, visto che siamo a pochi giorni dalla chiusura di questo primo mese del 2021, così tanto per capire insomma com'è il trend rispetto all'anno scorso iniziale. Innanzitutto buon pomeriggio direttore. Buon pomeriggio a tutti voi. Bene, rimanga lì un attimo perché prima mandiamo dei servizi inerenti a quello che è successo un po' in Friuli Venezia Giulia nelle ultime ore, più importanti chiaramente, e poi l'approfondimento. Operazione congiunta è in corso tra la Questura e i Carabinieri di Roma per truffe ai danni di anziani. In manette sono finite 7 persone con l'accusa di associazione per delinquere. Decine e decine i casi accertati nella capitale, così come in Friuli Venezia Giulia. In tutti i casi le vittime avevano denunciato di aver ricevuto una telefonata da un sedicente maresciallo o da un avvocato, il quale riferiva di un finto incidente stradale in cui era rimasto coinvolto un parente della vittima e per cui era urgentemente necessaria una somma di denaro per risarcire il danno causato, paventando, in caso contrario, gravi conseguenze giudiziarie a carico del familiare. Chiaramente le vittime cadevano nella rete consegnando o contante o monili in oro. L'operazione è tuttora in corso e non si escludono ulteriori novità. Operativo da questa mattina il drive-in per tamponi rapidi realizzato nel piazzale antistante il palazzetto comunale di San Giovanni a Natisone, un'area attrezzata dalla locale squadra della Protezione Civile su richiesta dei medici di base del territorio. Velocità e sicurezza nel rispetto delle direttive in materia anti-Covid. Un tampone veloce che consente di dare l'esito, positivo o negativo, quasi in tempo reale, mantenendo le distanze di sicurezza sia per l'operatore sanitario sia per il paziente che comodamente dalla propria auto in pochi secondi permette di espletare il tampone. I giorni di servizio del drive-in il martedì e giovedì pomeriggio tra le 13 e le 17 su appuntamento tramite il proprio medico di base. Come detto, la richiesta è stata inoltrata dai medici locali del Friuli Orientale per evitare, in caso di paziente positivo al Covid-19, di chiudere per alcuni giorni l'ambulatorio per la disinfestazione degli ambienti. Grazie alla sensibilità della locale amministrazione comunale si è ricavata in tempi celeri la location. A presidiare l'area, nelle ore di operatività, i volontari della Protezione Civile. Allora, direttore, che trend, soprattutto che aria tira in questo primo mese del 2021 rispetto al 2020? Intanto buongiorno a tutti. Dipende dal settore. Come sapete l'Arredo si compone di diversi settori, grandi categorie, residenziale e contract, chiamato impunemente, ma in realtà è alberghiero, ristorativo, bar. Sul residenziale abbiamo avuto un terzo trimestre brillante che ci ha portato a recuperare diverse quote di mercato, sia a livello nazionale che internazionale. Se guardiamo lo stesso dato sul contract, quindi gli alberghi, lascio immaginare che col turismo fermo, con ristoranti fermi a livello globale, stiamo soffrendo. Non è facile. Certo, come giustamente lei ha sottolineato, ci sono diverse strade all'interno del distretto e questo comporta da una parte magari un trend positivo e dall'altra magari purtroppo c'è un trend negativo, no? Purtroppo sì, cioè le chiusure del bilancio 2020 che comunque si renderà, sono abbastanza
diciamo così, calmierate anche per gli interventi importanti a livello nazionale sulla cassa integrazione, su tutti i temi legati al sostentamento di queste aziende in difficoltà, può essere abbastanza, diciamo che va da un meno 10 a un meno 25% di fatturato, che parliamo di cifre importanti. Insomma, numeri chiacchiere sono chiacchiere, no? Sì, temiamo che il calo alla fine, temiamo sia in termini di volumi attorno al mezzo miliardo in questa regione. Senta, per quanto riguarda invece il discorso relativo ai famosi ristori, no? Perché immaginiamo che anche nel settore arredo casa e nel legno ci siano i vari codici Ateco, no? Dove c'è chi diciamo così, percepirà qualcosa di più e chi invece probabilmente porterà a casa zero, anche se alla fine sono briciole rispetto a quello che è l'effettivo rientro per quanto riguarda insomma il mancato guadagno. Sì, chiaramente ogni sostegno alle imprese è apprezzato, perché è sbagliato anche denigrare i ristori. Va detto che comunque sono principalmente al terziario, cioè agli hotel, ai ristoranti, ai bar. Il settore manifatturiero, a parte quel periodo in cui siamo obbligatoriamente rimasti chiusi, quel periodo aprile-maggio, se non ricordo male, adesso mi sfuggono le date, marzo, aprile, maggio, poi per il resto abbiamo potuto lavorare. Molto c'è da capire su come saranno le regole di scrittura dei bilanci 2020, perché ricordiamoci che civilisticamente parlando un calo di oltre un terzo ti porta a dover rimpinguare il patrimonio, giusto? Se non ricordo male, dal diritto commerciale. Molte cose sono state fatte a livello nazionale anche nel cambio anche di questo parametro, però io immagino che in questo periodo l'attività dei commercialisti sia veramente frenetica, perché devono allinearsi a una marea di norme, marea di regole che sono in continua evoluzione. Chiaro. Poi tra l'altro c'è da sottolineare che ci sono i famosi ristori anche regionali, no? Perché chiaramente la regione già in 2 occasioni ha dato la possibilità, insomma, alle imprese ubicate nella nostra regione di poter fare richiesta per quanto riguarda la propria area di competenza, il proprio codice di lavoro, no? Per ricevere insomma qualcosina, tanto per anche qui tirare un po' il fiato, no? Però l'arredo non rientra, no? Cioè rientrano altri settori, come è giusto che sia, perché se veramente sono chiusi, non possono lavorare, è giusto ristorare. Dico, l'arredo non c'è, il legno arredo non c'è, ma non che lo pretendiamo. La sviluppo impresa che sta andando in discussione prevede una politica di sviluppo, perché quello che vogliamo fare noi come comparto è lo sviluppo, non è ristorare, no? Ma potersi sviluppare sui mercati globali, nazionali, internazionali. Noi ricordiamoci che fatturiamo come comparto 3,5 miliardi in un anno. Esportiamo 1,7 miliardi. Quindi ecco, il nostro obiettivo è sviluppo impresa, dare una risposta. La prima risposta importante a questo è svilupparci, anche perché gli altri player tedeschi, polacchi, turchi, qualsiasi nazione stanno lavorando, stanno correndo. Anche noi stiamo lavorando e correndo, però è chiaro, se il mercato è contratto a colpa della pandemia, non è che puoi imporre al cliente di comprare, no? Comunque stiamo lottando, questo indubbiamente. La cosa importante da sottolineare è che mentre diciamo, gli imprenditori e le associazioni di categoria in un certo senso stanno operando, no? Stanno cercando di trovare soluzioni, purtroppo chi alla fine dovrebbe in teoria dare una mano ulteriore, cioè lanciare anche quel messaggio positivo di ripartenza, ricrescita eccetera, magari si ferma a bisticciare per una poltrona in più o una poltrona in meno, no? A livello nazionale, credo ti riferisca a questo, effettivamente c'è una certa confusione. Non dico, credo che fare politica sia molto complesso, oggettivamente governare sia molto di più. Posso dire che in questo momento il sistema ha bisogno di rimettersi in moto, il Recovery Fund, Next Generation, sono gli strumenti per rimetterci in moto. Bene lo sviluppo sostenibile, bene la sostenibilità ambientale, bene tutti questi temi, applichiamoli affinché a livello territoriale italiano, perché parla di livello nazionale, ricada poi un beneficio sulle famiglie, sui lavoratori, sulla società, altrimenti rischiano di essere delle cose un po' slegate dal mondo reale. Attendiamo di sapere, oggi ho letto che il Conte si è dimesso, vedremo cosa succederà. Beh, adesso vedremo poi con i fatti, no? Come si dice in questi casi. Senta, direttore, per quanto riguarda invece il discorso relativo all'anno in corso, lei ha detto c'è comunque diciamo così, un treno che sta cominciando a far manovra in stazione,
è ancora su un binario di sosta in un certo senso, però la positività è che sembra che in fondo ci sia il semaforo verde per far ripartire un po' il tutto, no? Non subito immediatamente, però insomma magari un passettino alla volta verso la stazione successiva. Purché non sia troppo lontana. Cioè, se nel 2020 le aziende hanno avuto il fiato, perché comunque sono aziende dalla piccola a grande, comunque che hanno imparato dal 2008, no? L'esperienza, un anno lo reggiamo, 2 anni no. Cioè, un anno lo facciamo, l'abbiamo fatto, il secondo anno adesso deve iniziare a muoversi il mercato. Credo che una linea importante la tireremo al 30 giugno, no? Certo. Lì Primo sarà un semestre. po' l'ago, non della bilancia perché è sbagliato, però diciamo la bussola ci indicherà il nord o dove stiamo andando verso il 30 giugno. Prima abbiamo, se ci pensate, ogni settimana ne esce una nuova a livello europeo o a livello globale. No, infatti, tra le nuove, se permette, io a telecamere spente ho sentito alcuni presidenti, comunque personaggi che hanno il doppio ruolo, no? Di imprenditore e anche di rappresentante di categoria a livello imprenditoriale. C'è la sensazione, c'è questo profumo non del mostro selvatico che febbraio, marzo ci potrebbero essere novità non positive, nel senso che da quanto si può sentire dai rumors, visto che stanno un po' chiudendo da tutte le parti, non si esclude, secondo alcuni, un clamoroso retrofront, cioè una zona rossa totale con un lockdown tipo quello dell'anno scorso, che rischia veramente, come ha detto lei, di mettere in ginocchio tutte le attività presenti. No? Non deve accadere. Siamo tutti parte del sistema che dobbiamo aiutare a fare in modo che non succeda. Cioè, chiudere le attività manifatturiere, vi ricordate un anno fa come è andata? Certo. Chiudere le attività produttive, quando tutto il resto delle attività produttive europee e globali lavora, vuol dire solo perdere altre quote di mercato. Sì, lavorare in sicurezza, fondamentale. Sì, applicare tutto quello che sono i dispositivi. Vi ricordate, noi con le mascherine facciamo arrivare veramente per tutto il comparto importanti numeri. Però chiudere la manifattura, il Made in Italy, potrebbe essere doloroso. Chiaro. Senta, direttore, io la ringrazio per la partecipazione, altrimenti rischiamo di ripetere un po' quello, diventa un disco rotto, no? Perché rischiamo di ripetere le stesse cose già dette nel recente passato. L'importante però, come lei mi insegna, è lanciare un messaggio chiaro, resistere, 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 insomma. Se possibile anche evolvere. Questo sarebbe importante. E quello in teoria dovrebbe essere complementare a quello che abbiamo detto, no? Perché sì, altrimenti se no rischiamo veramente di fare la fine del topo. Senta, io la ringrazio, le auguro come sempre buon lavoro e ci teniamo aggiornati se ci sono novità, sperando novità positive, insomma, nel breve e immediato. Grazie anche ai nostri amici e amiche per la visione e l'ascolto. Terminiamo qui, vi diamo appuntamento più tardi per le altre notizie. Come si dice classicamente da queste parti, mandi e alla prossima. Mandi. Artline Occhialeria, dal 1994 il vero artigianato italiano, quando il Made in Italy è vero Made in Italy.